E se dovesse riesserci una chiusura anche momentanea, voi avete già pensato a come gestirvi? No, ora con mia moglie sto pensando appunto a questa cosa fare, come muoversi, non saprei. Perché Non adesso vi saprei. lavorate tutti e due. Sì, è un problema. Certo che è un problema. Uno dei due dovrà restare senza stipendio e sarò io, naturalmente, perché è sempre la donna, no? Ho il piano B, sì. Che sarebbe? Perché noi lavoriamo in proprio, quindi riesco a giostrarmi io. Fortunatamente l'azienda per cui lavoro ci lascia appunto operare in smart working, quindi spero continui così e di poter comunque gestire mia figlia anche con l'eventuale chiusura. Siamo fortunati perché abbiamo la possibilità un po' di farci aiutare dai nonni o dalla cognata, però se dovessero esserci delle chiusure, come famiglia saremo sicuramente in difficoltà. Io sono a casa, quindi comunque non lavorando posso stare con le bambine. Sarebbe un problema comunque. Io ho fortuna che sono a casa e non lavoro appunto per la scelta che non abbiamo nessun aiuto esterno e perciò sono costretta a non lavorare e restare a casa. Ho fatto una scelta così, proprio quando ho avuto la bambina, di non rientrare al lavoro perché non avevo aiuti, devo dire la verità. In effetti per chi lavora è un grosso patema, quindi sì, devo dire che non vorrei essere nei loro panni.